Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, gli indagati non mancano, ma tu ancora te la spassi. Ma vado avanti nella mia vita e continuo a tenere duro. Io ho questo contatto, diciamo, quasi giornaliero con Alice e Paolo Bevilacqua, che comunque stanno lavorando. Ringrazio anche la dottoressa Casale, che comunque ci è stata vicino veramente in maniera forte. E niente, stanno lavorando proprio per cercare di capire cosa può essere successo a Liliana. Guarda, ormai sono più di 4 anni, 3 mesi, 4 mesi, che ne so. Ormai dalla procura non esce niente, solamente questo avviso di garanzia, per carità, è legittimo per conto loro. E la gente non lo capisce questo, perché dice, beh, Sebastiano, un avviso di garanzia per omicidio e occultamento di cadavere non è proprio una cosa... e ti guardano veramente come se fossi un assassino, ma io non lo sono. Oggi quanto ti manca Claudio Sterpin? Ma io, guarda, eviterei di parlare di Claudio, anche perché parlare di una persona che non so più è veramente mancanza di rispetto verso gli amici, i familiari soprattutto. E comunque la dottoressa Casale sta facendo questo lavoro qua e sta analizzando, vedendo un po' da cima a fondo tutto quello che è stato detto, fatto in questi 4-5 anni. Ma io sono sicuro che comunque tutte le cose che sono state dette e che comunque io da quello che ho capito non ci sono prove, non c'è niente che si possa capire da queste esternazioni di questo signore. Adesso vedremo e spero che comunque venga fuori qualcosa. Sterpin prima di morire voleva conoscere la verità, perché non gli fa un bel regalo, gliela dici? So, questo lo vogliamo un po' tutti, dai familiari, dal fratello, dalla cugina, da tutti quanti, per carità, è giusto, anzi dobbiamo assieme andare avanti su questa storia. Assistiamo a richieste di proroghe, queste cose qua che comunque non fanno altro che creare casino, insomma. A casa ti hanno sequestrato 700 coltelli. Ma guarda, io sono rimasto senza parole quando quella sera sono arrivate da me, hanno preso i coltelli uno per uno, tutti messi nella carta, qua e là, sono stati, guarda, tutta la notte. Tutta la notte sono stato lì fino alla mattina a preparare questa roba qua, ho detto, una roba incredibile, veramente. Non ho parole su questo. La vita di un coltello, di quelli che uso io, ha 6 mesi, cioè dopo 2 anni mi vengono a portare via coltelli che non hanno mai, poi anche cambiato dal laboratorio, certo. Tra l'altro devo ringraziare la polizia che mi ha aiutato a fare tutto questo trasloco, tutte queste cose qua. Sapevamo già che le forze dell'ordine di Trieste sono molto collaborative, aiutano a cambiare le serrature, aiutano a cambiare gli interruttori e adesso scopriamo che aiutano anche a fare i traslochi. Dal magazzino mi ha aiutato perché non ero in grado, non avevo le forze, ero proprio a pezzi e loro mi sono stati vicino perché avevo anche il suo palco, tutto un casino, guarda una cosa. Mi hanno dato una mano, veramente. Tu dal primo giorno pensi che Liliana si sia suicidata, ma allora perché hai fatto opposizione? No, noi ci siamo opposti subito. Non subito, prima ha fatto opposizione Sergio, poi Veronica e a quel punto tu, che tra l'altro 2 giorni prima avevi anche detto di fidarti degli inquirenti e quindi eri pronto ad accettare ogni decisione. Beh, cosa vuol dire? Che vince un premio chi fa prima? Guarda, abbiamo una consulenza medico-legale dal dottor Costantinides che abbiamo visto tutti in televisione, è una cosa veramente fuori da ogni logica. Io anche oggi come oggi, visto anche le lesioni che possono essere interpretate in tante maniere, tante cose, non spettano a me giudicare su questo. Io non lo so ancora oggi se parliamo di un suicidio. Cosa sapevi di Sterpin? Assolutamente niente, io conoscevo la persona di Sterpin perché Liliana era un atleta che comunque ha fatto cose importanti.
24 ore, la 100 km, maratone, cioè io mi ricordo ancora ai tempi quando ero al Messaggero, mi ricordo che più di una volta sono andato a fare dei servizi su maratone dove c'era Liliana che ha vinto il primo premio. Capisci? Lì e poi ho cominciato a frequentarla, ma la questione di Sterpin, noi la domenica, il sabato, la domenica, ci andava dove facevano queste... Lì si andava lì, si chiacchierava un pochino, lei c'era tra loro un'amicizia. E tu non ti sei mai accorto che fra di loro fosse in corso un grandissimo amore? No, assolutamente, assolutamente. No, per me è stata una grande e profonda amicizia. Come tutte le persone che hanno, anch'io ho degli amici e delle amiche che ho un'amicizia veramente enorme, che farei qualsiasi cosa se hanno bisogno, e secondo me questo signore qua evidentemente ha messo insieme delle cose che comunque forse Liliana proprio d'accordo su tutto non era. Ma guarda, io lo dico sempre, noi abbiamo vissuto 32 anni insieme, io ringrazio il Padre Eterno che ci ha dato la possibilità di stare insieme 32 anni. Io sfido chiunque, posso anche telefonare qua, noi se c'è qualcuno che ha assistito o visto qualcosa, una litigata, qualcosa tra me e Liliana, sono pronto. Capisci? Abbiamo avuto discussioni come tutte le cose, però litigato. No. Qual era il motivo che la poteva spingere a togliersi la vita? Questo non lo saprà nessuno. Ma perché? Io lo so, però non spetta a me dare queste risposte. C'è la dottoressa Casale. Ma lei è l'assassino che l'ha tolto la moglie? Sono distrutto, questo non spetta a me a dare queste risposte. Ma lei il primo impatto è stato questo, cioè io sono andato a segnalare la scomparsa di mia moglie quella sera e dopodiché la questura, la polizia è venuta a casa mia per settimane e settimane e loro mi dicevano questo: hai trovato un biglietto, hai nascosto, hai trovato un biglietto, hanno cercato dappertutto. Per loro mi dicevano: Sebastiano, non farti illusioni, qua siamo di fronte a un suicidio. Questo è stato detto da lui. Quindi in pratica sono stati loro a farti pensare al suicidio? Penso di sì a questo punto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.